Autunno. È questo il momento in cui le pannocchie del grano turco giungono a maturazione. Vengono staccate dai gambi rinsecchiti, caricate nei cesti e depositate su un carro agricolo munito di sponde. Un tempo le famiglie contadine, allora molto numerose, facevano partecipare al raccolto anche i bambini, tramandando così con gesti semplici una tradizione secolare. Al traino dei carri erano adibiti i buoi. Oggi tutto questo non esiste più. I mezzi meccanici consentono un maggiore risparmio di tempo e fatica. Terminata la raccolta nei campi, le pannocchie venivano trasportate nelle case e nelle aie, dove venivano sfogliate a mano. Una volta il gran turco era fondamentale e veniva utilizzato in tutte le sue parti. Dalle pannocchie intrecciate a mano e appese come ornamento sui balconi durante l'essiccazione, ai chicchi, da cui si ricavava la farina per la polenta. Dai grani abbrustoliti ai tutoli, utilizzati per attizzare il fuoco e ricavare la brace. Dal mangime per il bestiame alla lavorazione dei cartocci, in friulano scus, le foglie esterne della pannocchia, dove si manifestava tutta l'abilità della cultura contadina. Il fogolare, centro della casa friulana, era anche il luogo dedicato alla lavorazione del cartoccio. Erano prevalentemente le donne a svolgere questa attività. I cartocci venivano sbiancati e ammorbiditi tramite la zolfatura e all'occorrenza colorati con anilina. Una forma di legno, un'orditura di cordicelle tese verticalmente, tessute dal fondo verso l'alto, attorcigliando i cartocci con abilità, permetteva di realizzare delle robuste sporte. Le mani esperte delle cartocciaie si muovevano con grazia e decisione alla luce del fuoco. La perizia e la fantasia nel trattare il cartoccio permettevano di dare forma alle bamboline che venivano utilizzate come soprammobili, oppure per ottenere le figure sacre che venivano inserite in vari contesti come presepi o originalissimi alberi di Natale sospesi.
Da una mostra di oggetti in cartoccio, allestita in maniera semplice come attrazione nelle sagre paesane, nella frazione di Cortale, negli anni 50, è nata una rassegna che nel 1992 ha raggiunto il 40° anno di età. Ideatore e principale artefice ne è stato il parroco del paese, Don Mario Fabrizio, che si prese a cuore il problema delle cartocciaie per garantire loro un'occupazione e un adeguato guadagno. Negli anni 60 la lavorazione del cartoccio fu protagonista di un notevole salto di qualità, con il lancio di borsette alla moda finemente lavorate e delle stupende bamboline, rappresentanti i mestieri della tradizione friulana. Nacque una scuola di avviamento professionale per cartocciaie e una cooperativa cartocciai, una cooperativa di conferimento e vendita a cui aderirono un centinaio di cartocciaie, portando i prodotti sui maggiori mercati mondiali. L'attività della cooperativa terminò nel 1987 e determinò la dispersione delle cartocciaie. Per non smarrire questo ricco patrimonio di tradizione e cultura popolare, è stato allestito il Museo del Cartoccio, che raccoglie le più belle testimonianze di quest'arte attraverso fotografie e manufatti della ex cooperativa Cartocciai Friulani. Il cartoccio, una tradizione della nostra comunità, per molti anni ha rappresentato per il Royale una fonte di reddito per delle famiglie, le famiglie dei contadini, ha rappresentato una possibilità economica. Oggi questa possibilità economica è ormai tramontata, ma la storia rimane, la storia che Luciano Berini ha raccontato in queste pagine, una storia secolare, una storia che racconta dell'arte, della capacità
delle donne del Royale di realizzare non solo degli strumenti di lavoro attraverso questo supporto così povero, il cartoccio appunto. Come comune abbiamo voluto però raccogliere, dare uno spazio e un'accoglienza a quelle che sono, riteniamo, le principali risultanze di questo lavoro. Abbiamo quindi raccolto alcuni esempi perché rimangano nella storia e soprattutto può mantenere vivo il ricordo che per noi è molto importante e che speriamo possano apprezzare quanto apprezziamo noi il lavoro che i nostri vecchi, ma per questo importanti, hanno prodotto nei loro anni e nel loro lavoro con i loro sacrifici.